Crédit Agricole Friuladria si è aggiudicata fino al 2023 il servizio di tesoreria di Avepa, l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. La firma della nuova convenzione è avvenuta a Padova. È la conferma di un rapporto avviato nel 2009. Nel solo 2017 i contributi erogati da Avepa attraverso Crédit Agricole Friuladria ammontano ad oltre 600 milioni di euro. In un decennio la banca ha erogato per conto di Avepa circa 6 miliardi di euro di contributi in agricoltura. In questi 10 anni noi siamo i primi in Italia per pagamenti alle imprese agricole, 120.000 imprese che hanno negli ultimi 2 anni richiesto 27.000 domande su 70 bandi circa e abbiamo dimostrato che noi paghiamo le nostre imprese agricole in 45 giorni di tempo, quindi sicuramente è un tempo che sfido qualsiasi amministrazione pubblica di averlo. Le linee guida delle strategie future, ha chiarito il direttore generale di Crédit Agricole Friuladria Carlo Piana, sono il biologico, le filiere e la consulenza evoluta. Il biologico è un filone che sta prendendo piede anche al di là delle aspettative che forse gli operatori avevano. Per quanto riguarda invece le filiere è un approccio che il Crédit Agricole mantiene da sempre, perché occorre conoscere il prodotto da quando viene prodotto appunto a quando arriva sulla tavola dei consumatori. L'ultimo punto, che è quello su cui stiamo investendo di più, è quello di portare il globale al locale, cioè di portare di fronte al nostro cliente la competenza di un gruppo che è uno dei 10 più grandi al mondo e che è nato con l'agricoltura. Attraverso un sistema esperto si ha quindi la possibilità di testare subito la sostenibilità e la finanziabilità del proprio progetto. Le modalità del sistema messo a punto in Veneto sono diventate un esempio in Italia.